Ciao ragazzi, sono a San Francesco di Rovere Veronese e molti di voi avranno già riconosciuto alle mie spalle il baito Jäger, che secondo me è uno dei simboli più veri della tradizione rurale della Lessinia. Fu costruito nel 1888 e per lunghi decenni ha garantito la sopravvivenza di decine e decine di famiglie provenienti dalle contrade del circondario, perché qui si trasformava il latte che arrivava dalle stalle, ma tra poco ci arriviamo. È un simbolo perché continua a vivere, perché contiene una memoria storica che la famiglia proprietaria, i Campara, tra poco sentirete Luca, continua a portare avanti questo ricordo, mantenere vivo questa tradizione che è ricca di valori e di ricchezze che si vogliono tramandare. Era la Chiose Sengio, la contrada nostra Jäger, e tutti portava il suo latte della mungitura la mattina e della sera, e qua veniva a trasformare il latte in formaggio. Dopo qua ognuno si portava a casa il suo formaggio e le vendeva oppure se le usava per casa sua. Che valore ha mantenere una struttura del genere? Perché voi la conservate e quando potete fate queste dimostrazioni? Allora noi altri siamo sempre una cosa di portare la tradizione, far scoprire la storia di una volta, e adesso lo utilizziamo per dimostrazioni, a volte facciamo il formaggio così e lo teniamo anche aperto, insomma chi vuole venire a visitarlo è sempre disponibile e ne piace anche fare sentire cosa proviamo dentro noi altri di questa realtà e fargliela capire anche all'altra gente che viene da via. E cosa provate voi quando entri qua dentro? Quando entro qua dentro mi pare di tornare all'età del mio nonno, più del mio papà, e delle belle ricordi che mi ha fatto scoprire mio papà, miei zii. L'ha vissuto anche lei il baito Jäger? Sì, Come? se portava il latte sotto vento e neve, tante volte era fatica anche arrivare fino al baito, Perché? che era mezzo metro, 80 centimetri di neve, con la verla e due secci e le bande. Dopo noi venivamo su da Zoo, in Telvaio, la Chiose, che venivano a stare alla Chiose, che non è il posto per 10 vacche. Beh, mondino la mattina, i mondei portava sul latte, mio padre le portava su. Dunque mi era su con domanda da 20 kg di latte, 20 e 20 fa 40, ma 20 sono 40 era 35. E se viveva con che latte? Beh, non era altro. E se no d'inverno non si faceva niente, si faceva i ristelli, si manegava una forca, si faceva una spassaora. Quanta fatica si faceva una volta? Beh, Dio, come fatica forse manco di adesso. Addirittura? Forse manco di adesso, perché lì era un po' più assai calmo il mondo. Adesso è un po' più agitato. E salta da qua e salta di là e porta di là. Invece una volta sì, si stava la sera, si giocava le carte, si ciaccolava lì. Era più calmo, diciamo. Fra poco torneremo all'interno del baito Jäger perché non voglio perdermi lo spettacolo del formaggio fatto come una volta. Ma questo spettacolo è reso possibile da quest'altra risorsa importante, ovvero il fieno, oro per i contadini della Lessinia di un tempo come quelli di oggi. Fare il fieno, la finagione, era uno ed è tuttora uno dei momenti cruciali nella vita di campagna. Perché? Perché questo è l'oro per chi ha gli allevamenti e quindi produce per esempio il latte, come stiamo vedendo oggi, per produrre il formaggio. Ma la finagione non è soltanto il taglio dell'erba, è un qualcosa che va molto oltre. Vuol dire gestire i prati per tutto l'anno, vuol dire accudirli, vuol dire sapere che pur essendo spontanei e verteggianti necessitano di cure, di concimazioni, di attenzioni molto particolari per preservarli per i tagli degli anni successivi. I signori che ci stanno facendo vedere questi gesti incredibili, questi gesti bellissimi, sono depositari di un sapere antico, che però ha ancora dei valori importanti, sebbene ovviamente oggi tutto il taglio sia, e per fortuna, meccanizzato in gran parte. È un lavoro importante perché se noi acquisiamo una materia prima di qualità e quindi facciamo bene il fieno e impedissimo la tela, poi ci sarà un latte di alta qualità che andrà
ad aiutarci a fornire prodotti genuini e buoni. Gestire i prati, quindi anche i pascoli ovviamente, vuol dire anche svolgere una funzione di preservazione del territorio, o sbaglio? Certo, di pulizia che viene rinnovata ogni anno, quindi viene preservato, vengono preservate e pulite anche oltre che ai campi più buoni da lavorare, anche le rive, le situazioni in cui è meno facile gestirle se fa tanto lavoro a mano, però proprio per questo la Lessinia è uno spettacolo, perché il lavoro continuativo annuale fa in modo che ci sia un pascolo di questo tipo e si usufruisca poi della bellezza anche della nostra zona, ecco. Quanto è buono il profumo dell'erba tagliata? Mi riporta indietro con gli anni, mi riporta quando ero ragazzina e che aiutavo. Una volta gli attrezzi agricoli erano meno sicuramente, e quindi il lavoro a mano era ancora maggiore e bisognava raccogliere e rastrellare, cose che in certe situazioni si fanno tuttora, perché dove i terreni sono impervi si va a mano ancora oggi, però insomma di estate di bellezza di questa stagione e anche della convivialità, perché ovviamente lavorando a mano si stava anche molto insieme ed è forse ancora oggi un momento proprio importante anche per le famiglie che si ritrovano e tutti danno una mano. Sono questi secondo te i valori veri da comunicare della Lessinia vera? Certo, e forse sarebbe bello anche proprio far provare questo tipo di lavoro, che è un lavoro di fatica ma che dà anche tanta soddisfazione. Ecco, quando poi si vede che il raccolto è stato messo in teda, come dicevo prima, in maniera corretta, bene, così è una grande soddisfazione, anche perché si sa che poi gli animali mangeranno un prodotto buono e quindi gavaremo dei prodotti buoni successivi, ecco. Rivedere questi gesti che hanno fatto questi signori oggi per noi, che cosa ti fa provare? Oddio, proprio il fatto che è un bene ricordarli e riviverli, no? E comunque quando ti trovi a farli capisci quanto lavoro, quanta fatica è stata anche comunque tramandata nel tempo, e quanto amore c'è stato per mantenerci e offrirci la Lessinia e darcela in custodia nel tempo in cui viviamo. Il Baito Jäger conserva tutti i crismi caratteristici della malga della Lessinia, perché questo per esempio è il logo del fogo, il luogo dove il latte veniva lavorato, diventava formaggio sulla caldiera che veniva azionata anche sulla cosiddetta mussa. Questo braccio che veniva spostato alla bisogna a seconda delle necessità di dare o meno calore al latte nelle fasi di cottura. Dietro il logo del fuoco c'era il logo del latte, dove per l'appunto il latte veniva messo la sera prima ad affiorare, a maturare, prima di venire usato per la produzione. E tutto era studiato a livello di areazione in modo da non pregiudicare la conservazione del latte e nemmeno per pregiudicare la primissima maturazione, chiamiamolo così, delle forme che venivano fatte e che inizialmente venivano proprio posizionate qui, salvo poi portarle ovviamente nella stagionatura, quella vera, ma era un primo deposito dopo le operazioni di formatura. Sicuramente qua fa scoprire la fatica di una volta dei nostri padri, dei nostri nonni, come era una vita una volta, insomma, una vita dura, però che portava anche dei buoni vantaggi per loro e sicuramente per noi altri. A te infatti cosa è rimasto dentro? Una gran passione per il lavoro in azienda, anche perché noi altri trasformiamo ancora il formaggio e è una cosa che abbiamo dentro nel sangue, insomma, è una cosa che non bisogna mica che portiamo avanti. Speriamo che dopo di noi altri
dopo di me o di altri miei colleghi di questo campo qua, che sia altri che portano avanti la nostra tradizione. E a fine giornata, Luca? A fine giornata, dopo un duro lavoro tra segar col ferro e restellare su il fin e far formaio, si mette in chi è fuori al baito e conclude la giornata mangiando una bella fetta di formaio e salato. Mi sa che c'è pas in parola, vara. Ecco lì rimasti, come hanno lavorato. Ed è giusto anche premiarli. Li lasciamo festeggiare. E anche far riscoprire un po' queste cose nostre. Bellissimo. Io sono molto fiducioso di concludere anche questa giornata perché vedo quello che hai in mano e soprattutto la sorpresa che è ancora lì. Finché che ne è ancora, meglio che andiamo lì, no? Meglio che mi hai impanito a Stefano. Sì. Dai. Ciao ragazzi, e Ciao. come sempre, viva le tradizioni della Lessinia. Ciao. Dopo te, È il mio.